Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio dallo stadio comunale di Villa Cidro. In campo la Villa Cidrese e l'Annurese per la 13ª giornata del campionato di eccellenza. Mauro Ragazzu che rimette in gioco il pallone dietro per De Murtas. Qui punizione battuta larga dove c'è Vinci, grande numero, la mette in mezzo alla traversa e poi Ragazzu che a porta volta non riesce a deviare. Bulla qui cade a terra, sembra un rimpallo, favorisce Piras, calcia con il destro e sfiora il palo lontano, vicinissimo all'1-0 Manuel Piras. 4 uomini in barriera per Davide Congiunti. Diventano 3. Parte Angeleddu direttamente in porta, Congiunti controlla a trovare Piredda, Angeleddu però con esperienza, spazio per il destro di Angeleddu, riesce ad aprire dove c'è Vinci, il limite dell'aria per Vinci, prova a far partire il destro, deviazione che favorisce Ragazzu che calcia alle stelle, parte il cross, altezza primo palo Pisano e poi a porta vuota non riesce nella girata Manfredi. Il primo tempo Cocco va direttamente in porta, Pisano non perfetto, poi riesce a salvare sulla respinta, parte Cordeddu, cross sul secondo palo, pinna di testa, salva in qualche modo Congiunti, serie di colpi di testa, non c'è più tempo, fischia 3 volte l'arbitro, Villa Cidrese e Nuorese chiudono la partita sullo 0-0.